siccome vedo inerzia nel mio partito, evidentemente va bene così. Io mi sono stancato di fare sempre il bastian contrario, vuol dire che va bene così, lasciamo la regione a Fratelli d'Italia. Queste continue uscite hanno creato dei problemi, probabilmente anche in termini di consenso. C'era il momento, c'era il tempo della politica interna, c'era il tempo delle scelte, c'era il tempo delle candidature, chi ha parlato prima ha fatto delle scelte diverse. La resa dei conti nella Lega vede due traiettorie, una punta su Salvini, una sui suoi detrattori. È il carroccio dal doppio volto che ormai da tempo caratterizza il Veneto. Così, se Roberto Marcato ce l'ha con Via Bellerio, con Vannacci e con Alberto Stefani, i vertici ribadiscono altro che generale. A far perdere consensi sono le polemiche continue a mezzo stampa. Resta il fatto che le europee hanno visto crollare il colore verde nel Veneto ormai ex roccaforte leghista, ma avverte Bitonci, i dati delle amministrative dimostrano come Fratelli d'Italia tutt'altro che sfondato, anzi, insomma, i territori sono un'altra cosa rispetto al traino di politiche ed europee e qui la guerra di cifre con gli alleati è servita. Il voto locale, e se guardiamo anche queste elezioni, ha quasi ribaltato poi quello che era il voto politico che ha un trend nazionale. È vero, a Bassano non siamo andati al ballottaggio, ma la Lega ha preso l'8%, Fratelli d'Italia ha preso il 12%. A Rovigo, dove il candidato sindaco è civico e l'abbiamo scelto noi, Fratelli d'Italia ha preso il 20%, la Lega molto abbondantemente sotto. Potrei citare decine e decine di comuni dove la Lega col candidato Lega ha stravinto, tipo Cadorna. No. Si litiga comune per comune, ma il pensiero è uno solo, regionali 2025, con i meloniani che già prefigurano la triade di nomi papabili per il dopo Zaia: Donazzan, Urso, De Carlo, dando per scontato che il posto sia assegnato. L'elezione locale e l'elezione regionale è un'elezione diversa rispetto alle politiche e alle europee. Allora, se vogliamo confondere le acque e dire va bene, ribaltiamo la percentuale politica, la ribaltiamo sul Veneto, ma non è così. Insomma, il collante della coalizione è sempre più fragile, anche perché, nonostante lo stop acclarato dallo stesso Salvini, in casa Lega l'ipotesi terzo mandato non è ancora una partita persa. Apriti cielo. E io penso che un ragionamento sui mandati deve essere fatto, perché come non c'è limitazione per quanto riguarda l'attività di governo o l'attività parlamentare, avendola tolta sui comuni più piccoli, è abbastanza chiaro che si potrebbe ragionare anche sull'apertura ai comuni più grandi e alla regione. Zaia è il governatore più amato d'Italia, lo sappiamo, però c'è una legge e non possiamo cambiare ogni volta le leggi in corso ad persona. Al termine di questo mandato Zaia non si può ricandidare, sicuramente lui potrà servire i cittadini e soprattutto la nazione in un altro ruolo, in qualsiasi ruolo insomma lui ambisca ad avere.